visibile a tutti che hanno corso Cioè, il calcio 5 volte più di noi, erano più veloci, anche le erano più partite no, gamba, le sapete gestire. ed è per questo che questa vittoria ha un valore enorme. Ecco, cos'è che non ha funzionato oggi? Solo una condizione atletica inferiore all'Este oppure... No, noi siamo andati in campo con un'idea e abbiamo trovato una squadra molto aggressiva, molto preparata e sapevamo che nell'arco di 90-95 minuti qualcosa potevano concedere e dovevamo aspettare l'occasione giusta, però in questo momento, per quello che io cerco, non abbiamo ancora la tenuta atletica che a me piace, di conseguenza sapevamo di dover soffrire, c'erano dei momenti che dovevamo soffrire, abbiamo sofferto. Io non metto in dubbio questo, ma però è stata non metto una partita che in mi ha dubbio dato ulteriori informazioni per altri giocatori che abbiamo e per quello che può fare e secondo me andare a fare 3-5-2 probabilmente Senti, è cambiato il ha un campo po' anche a livello tattico, forzato le qualità dei giocatori e alcuni giocatori non devono essere con 4-2-3-1 non o voglio con parlare il del passato perché non 4-3-3, voglio ecco, insomma, mancare di rispetto del vecchio allenatore. La partita va è una vissuta, persona, ho cercato quindi purtroppo di lavorare per cercare di vincere. Se ricomincerei, no, o perlomeno 4-2-3-1 se non avessi detto voglio fare il 3-5-2 avrei preso dei giocatori diversi. tutti dentro. Questo è un messaggio che io do alla squadra, che deve aumentare la personalità. È Grazie a chiaro che voi, durante la partita ci sono dei vari sviluppi, quindi c'era da soffrire, siamo stati bravi, ma dopodiché metti il vantaggio sapendo che avevamo poca gamba, ci siamo di nuovo rimessi con Maurizio a 3, dopo abbiamo portato a casa la partita anche con un pizzico di fortuna, ma ripeto, il valore di questa partita è enorme proprio perché è sofferta, proprio perché ogni domenica nessuno ti regala niente e questo è lo spirito che ci vuole per giocare su tutti i campi. Una cosa non l'ultima che non ti lascio. Terza vittoria da quando sei arrivato e terza partita della squadra non prende gol. È un dato importante che a me interessa, perché se avessimo preso il gol oggi probabilmente sarebbe stata poi dura rifarlo e soprattutto portavamo a casa un pareggio. È un dato che io ho detto alla squadra che dovevamo lavorare con quella caratteristica, di non subire gol, visto che nelle partite precedenti, essendoci tantissima qualità in questa squadra, probabilmente hanno subito qualche gol di troppo, quindi dall'alto io osservavo, so che il mister Cunico è bravissimo, quindi ha lavorato bene, le attenzioni sulla parte difensiva erano minime e io ho iniziato a mettere attenzione invece sulla parte difensiva che a me piace. L'ho visto molto bene domenica scorsa con la Pivigina, quindi sono stato contento che hanno avuto una grande attenzione per non subire gol con l'ultima classifica e oggi si è visto quello spirito di sacrificio. Forse pecchiamo un po' in altre giocate in avanti, ma per il momento è corretto. Sì, è stata una partita sicuramente dominata, diciamo, per credo 70 minuti dall'Este e questo non si può nascondere. Però è anche vero che il calcio è fatto così, cioè la prima occasione su una rispinta, pallo, arriva a beccarlo, la mette dentro. Diciamo, questa è la sintesi della partita alla fine. Abbiamo fatto la peggior partita, diciamo, forse del nostro campionato in fase di gioco, però abbiamo contenuto bene, abbiamo trovato la difesa. È la terza partita che non prendiamo gol, per cui io credo che vincere e portare a casa 3 punti con una partita così vuol dire che il campionato cambia, sarà una svolta, perché comunque anche l'anno scorso avevamo vinto delle partite che non meritavamo e dopo il campionato si dà una svolta, insomma.